La nostra farmacia è sorta in una zona che era stata definita come zona dormitorio perché è in periferia del centro di Valdagno dove esistevano i 2 stabilimenti della Marzotto. Si è mantenuta come farmacia cooperativa, pur essendo partita nel 1914, con una base societaria molto diffusa, difatti abbiamo oltre 1500 soci. Sono principalmente gli abitanti della zona, del vasto quartiere di Malisopra, però la nostra base comprende anche il grosso quartiere di Novale e tanta clientela proviene anche dal Requaro Terme. Ci occupiamo di erogare farmaci, ci occupiamo di seguire i clienti in tutte le loro esigenze, sia per quanto riguarda l'aspetto dermocosmetico, sia per quanto riguarda l'integrazione sportiva, fino ad arrivare all'integrazione alimentare, principalmente sviluppando prodotti per l'alimentazione per i soggetti celiaci, e sviluppa anche tutta una serie di servizi legati all'analisi del sangue, ad esempio, alla misurazione della pressione arteriosa. L'attenzione nostra è di essere vicino ai nostri soci e agli abitanti della zona. Stiamo anche cercando di agevolarli costruendo un nuovo parcheggio, abbattendo le barriere architettoniche con un ascensore. Stiamo per installare una serie di impianti fotovoltaici con le colonnine anche per le ricariche delle auto. Abbiamo pensato anche di utilizzare quelle che sono le disponibilità economiche nostre, acquisendo dei locali e mettendoli a disposizione di un'organizzazione membra della Confcooperative, che è Studio Progetto, per poter gestire degli ambulatori specialistici a servizio della nostra comunità. Studio Progetto è una cooperativa che lavora sul territorio dell'Alto Vicentino dal 1989, è cooperativa plurima e quindi promuove l'inserimento lavorativo, ma costruisce anche servizi sociosanitari sul territorio. La volontà di costruire questo nuovo servizio ambulatoriale nasce dalla voglia di capitalizzare l'esperienza pluriennale del segretariato agli studi medici e della fornitura del servizio infermieristico. E di organizzare, progettare e costruire assieme un servizio che partisse proprio dalle persone, che avesse un'attenzione a 360 gradi ai beneficiari e all'utenza. Grazie a questo progetto riusciamo ad offrire un servizio sanitario di prossimità, accessibile e con tempistiche di prenotazioni brevi in questa zona del comune di Valdagno dove appunto abbiamo intercettato questo bisogno. È un servizio di cui siamo molto orgogliosi perché è fatto in collaborazione con un'altra realtà cooperativa molto importante del territorio, quale la farmacia cooperativa Il Maglio. Quello che abbiamo visto rappresenta veramente lo spirito della cooperazione, una cosa antica che continua nel tempo a produrre risultati, ad essere utile. Dove c'è un bisogno, sia di fare il formaggio perché sei produttore di latte, oppure di avere assistenza per tuo figlio disabile, oppure di poter vendere il tuo pesce o di fare del vino o avere la casa, la cooperazione c'è. È chiaro che in 100 e più anni di storia alcune cose non si fanno più, se ne fanno delle altre. Ma questa è la nostra forza, rispondere ai bisogni delle persone, là dove vivono le persone, facendolo in maniera imprenditoriale, non con scopo di lucro, ma preservando l'interesse di tutti, dei cittadini e, perché no, anche del nostro Paese.